Il 9 ottobre di 61 anni fa era, come oggi, un mercoledì, una giornata mite, soleggiata, quasi di fine estate. La vita dei cittadini della valle scorreva serena, come sempre. L'onda assassina ha cambiato la storia dei nostri paesi, distruggendoli. 1910 persone sono state uccise contemporaneamente in pochissimi minuti. Nel 61esimo anniversario, Longarone, Erto, Casso, Vajont e tutti i territori colpiti dal disastro hanno deciso di celebrare questa giornata di dolore e ricordo nell'intimità delle loro comunità. Abbiamo superato il 60esimo, che è stata sicuramente una serie veramente enorme di iniziative, e adesso questo anniversario un po' lo vogliamo vivere noi, nostra comunità di Longarone, coinvolgendo i luoghi che sono un po' simbolo della memoria. Sono luoghi dove merita il rispetto, dove merita il ricordo, perché tante persone hanno lasciato la loro vita, e soprattutto quello che fa più rabbia, per un errore umano, quindi non dovremo mai dimenticare. Luoghi simbolo del disastro e della memoria che hanno fatto da scenario ai tanti eventi in programma, dalla messa nella chiesa arcipretale, da dove si domina la diga, alla deposizione di una corona in ricordo di chi quella notte perse la vita nella cartiera di Vajont. I nomi che sono qui sono in onore perché erano di turno di notte alla cartiera, ma tra Vajont, che è detto il condominio che vedete qua, e una contrada detta dei Barbarei Arco di Sago, sono morti in questa zona 111 persone. Tra i sopravvissuti del piccolo comune di Vajont anche l'attuale sindaco Virgilio Barzan. Avevo 13 anni nel 63. Oggi a Vajont sono uno dei 170 superstiti diretti del disastro residenti nel mio piccolo comune, dove il dolore profondo e la resilienza delle nostre genti di Erto e Casso hanno dovuto imparare di nuovo a vivere. La solidarietà nei giorni successivi al disastro, la ricostruzione, fino ad oggi con la decisione di conservare il fondo processuale del Vajont presso l'Archivio di Stato di Longarone. Una storia lunga più di 60 anni che non vuole essere dimenticata, ma piuttosto tramandata alle generazioni future perché non si ripeta un altro Vajont. Ai nostri giovani, affinché anche loro possano sentirsi parte attiva nella storia che ha reso i nostri paesi ricchi della bontà umana sotto l'egida della solidarietà sparsa nel mondo. E sempre con il cuore, la memoria del Vajont deve essere ricordata e conosciuta e condivisa. Grazie.